Quando hai iniziato a ballare? Camminiamo, dai. Camminiamo. È divertente. Io farò da... Almeno sto più vicino a voi, no? Come va? Bene. Questa è un'intervista a voi. Da quanto siete qua soprattutto? Dalle 2. Dalle 3. Dalle 2. Tutto per te. Grazie mille. Ha mai fatto una cosa così, che ne so, un fan? Stare ore e ore ad aspettarti? Secondo me sì. Lo sanno, sì. Allora, che domanda mi hai fatto? Ti ho chiesto quando hai iniziato a ballare, ma se qualcuno lo sa e lo vuole dire prima di lei può. Quando ha iniziato a ballare Alice Bella Gamba? Quando hai iniziato a ballare Alice? Ho iniziato a ballare... 14 anni? No, sbagliato. No. 8 Sì, ma- anni! Per te regalo un peluche! No, ho iniziato a ballare verso gli 8-9 anni a Iesi, nella mia città, nel E mio... prima facevi rugby? Prima facevo pattinaggio artistico. Bene, infatti non si ricordava. Notare il fisico un po' possente, mi sono rimasti questi bei muscoli. Però va bene. Passeggiamo. Quindi dopo pattinaggio hai iniziato la danza, hai trovato il tuo amore. Possiamo Esatto. dire. La mia passione. E quando è che invece la danza è diventata un lavoro? È diventata un lavoro esattamente a 17 anni, Sì? perché comunque c'è da dire che mi sono trasferita a 13 anni a Firenze per studiare danza in un'accademia, Sì. e a 17 anni sono stata presa in compagnia all'Ater Balletto a Reggio Emilia, quindi il mio lavoro da ballerina è iniziato proprio a 17 anni, insomma. Non male, un applauso in memoria dei 17 anni. Grazie. Beh, complimenti. E quindi tu dagli 8 ai 17 anni hai studiato, hai lavorato, Esatto. dopodiché è arrivato ad Amici. Esatto. È arrivato a Amici. Una bottiglia, grazie. A volte tirano i braccialetti, i peluche, oggi una bottiglia. Ma va bene, dai, è buona Ce la però. teniamo, però. Se eravamo in un messaggio è andata male. Niente da La fare. appoggiamo qua. Dicevi, solo dopo fatica e solo dopo il lavoro è arrivato Amici, quindi vorrei dire agli sprovveduti che Amici non è stato la tua prima esperienza o la cosa che ti ha tirato fuori dalla piccola provincia, ma No, prima c'è stato un lavoro serio. Assolutamente no, infatti prima c'è stato tutto uno studio e io credo che Amici sia comunque una scuola molto buona, ma se tu non hai delle basi prima, non sei diciamo un professionista, insomma è difficile crescere tantissimo in un anno da Amici se non hai delle basi forti, insomma. Certo, quindi Amici è stato un risultato, più Esatto. che un inizio è stato un risultato che poi ti ha probabilmente messo su una vetrina importante. Esatto. Benissimo. Quindi Che caldo che fa, ragazzi! Non avete caldo voi? Cioè io sto diventando del colore della mia magliettina, cioè fucsia. Soffiate tutti? Grazie. Oh. Ah, che facciamo? Facciamo che ti chiediamo prima quando sei quali sono secondo te le doti per diventare una ballerina. E poi, visto che hai detto che ci vuole preparazione, noi inizieremo a prepararci per il tuo petto e cercherei di coinvolgere anche il gentile pubblico in questa preparazione, in modo che capisca che una professione non nasce dal niente. Quindi, quali sono le doti per diventare una ballerina? Allora, è vero che comunque la danza è estetica e quindi naturalmente un fisico più asciutto aiuta un collo del piede, una linea della gamba, una linea del braccio, però secondo me la dote maggiore nella danza è l'anima, avere un cuore, perché senza il cuore non si può ballare. Bene, ed è questo che distingue un ballerino che lo fa per mestiere, oserei dire, da qualcuno che lo fa per passione. Esatto, sì. E invece dall'altro lato, dal lato lavorativo, oserei dire, avrai una Ero preparazione. girata.